Successo interno strameritato dell'FC Matera contro il Grottaglie nella gara d'esordio del campionato di calcio di Serie D Girone H. Un 3-0 secco con doppietta di Albano nel primo tempo e rete di Marsico nella ripresa. Numerose le situazioni di pericolo create dai biancazzurri. Infatti, nonostante la coppia di centrali di centrocampo inedita, composta da Marsico e Cocca, l'inserimento dal primo minuto del neoacquisto Lonardo, aggregatosi al gruppo soltanto giovedì scorso, e la temperatura elevatissima, i padroni di casa hanno evidenziato un ottimo gioco e messo in notevole difficoltà gli avversari, quasi mai capaci di reagire. Alle 15 il fischio d'inizio dell'arbitro a Bagnara, il pubblico, numerosissimo sugli spalti, si fa sentire da subito e lo farà fino al triplice fischio. Prima occasione biancazzurra all'8° minuto. Ancora entra in area avversaria ma conclude in malo modo sul primo palo, piuttosto che servire al centro il libero Lonardo. Al 12:30 prova a rispondere il Grottaglie, ma il diagonale di Damario termina al lato con Gatti che controlla. Si vola al 20°, lancio lungo di Marsico per Ancora che dalla linea di fondo campo spedisce in area, colpo di testa ravvicinato di Albano, ma il portiere Vitale di riflesso respinge. Poi al 36° e 45 secondi il gol capolavoro di Albano. L'infaticabile Naglieri dalla sinistra crossa basso, la punta biancazzurra con uno straordinario colpo di tacco coglie di sorpresa l'estremo difensore avversario sul primo palo. Al 39:30 occasione per gli ospiti. La Tartara libera in area D'Amblè che riesce a calciare nonostante la marcatura di Capitan Martinelli, ma colpisce l'esterno del palo. Gatti però dimostra di esserci. Il raddoppio materano arriva al 43°. Dialogano perfettamente Chisena ed Albano con quest'ultimo che entra in area e si presenta davanti a Vitale che nulla può sul diagonale rasoterra. Si va negli spogliatoi sul 2-0. Al rientro provano a rientrare in partita i grottagliesi. Al 10° punizione dalla destra di La Tartara che trova libero Favret. Colpo di testa ma Gatti con un doppio intervento risolve. Poi nel giro di 90 secondi, a cavallo tra il 27° ed il 28:30, i materani si presentano per ben 3 volte dalle parti di Vitale. Prima con Albano che vince una serie di rimpalli ma conclude debole sul primo palo, così come fa Garcia qualche istante dopo su assist di Ancora. Lo stesso Garcia proprio al 28:30 si ritrova solo davanti al portiere ospite e dopo il lungo lancio di Martinelli su cui non interviene Camassa, ma prova invano il pallonetto. Al 31° buona occasione per il grottagliese Fraschini, serie di finte e conclusione rasoterra sul primo palo. Gatti si distende e respinge. Albano ci riprova al 35°, ma il suo rasoterra dall'altezza del dischetto sfiora il palo. 2 minuti dopo i padroni di casa triplicano. Palla recuperata in difesa da Branda che innesca il velocissimo Garcia. Arriva dalle retrovie Marsico puntualmente servito ed è 3-0 di giustezza. Partita chiusa definitivamente pur se ci prova al 41° De Angelis da 2 passi, ma Gatti è sempre vigile. A 5 secondi dal termine del match, possibilità di quadruplicare per i materani con Garcia che però sfiora il palo. Quindi il triplice fischio e la grande festa.